I furbetti del superbonus al 110% colpiscono anche in Veneto. 3 indagati per truffa aggravata ai danni dello Stato, 8,2 milioni di euro sequestrati a fronte di 24 milioni che si sospetta siano stati fatti sparire. 230 i clienti sparsi tra Veneto, Friuli e Lombardia, convinti di aver ottenuto il superbonus 110% e di vedere partire il cantiere in tempi celeri, e invece non hanno avuto niente. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 2 agosto 2022. La prima notizia del giorno riguarda il superbonus dei furbi. 230 cantieri fantasma con lavori mai realizzati. Siamo a Treviso, ci sono 3 indagati per truffa aggravata ai danni dello Stato, 8,2 milioni di euro sequestrati. La notizia sul Gazzettino di oggi in un articolo di Paolo Calia. Il consorzio nel mirino della Guardia di Finanza trevigiana è accusato di aver incassato i crediti del superbonus senza aver realizzato i relativi interventi. Nei casi accertati dalla Guardia di Finanza vi sarebbero opere mai iniziate o bloccate e quindi committenti in Veneto e in Friuli Venezia Giulia abbandonati a se stessi. Il consorzio si difende, leggiamo le dichiarazioni: siamo un'azienda seria, c'è un chiaro fraintendimento del dettato normativo da parte degli organi inquirenti. Insomma, vedremo come si concluderà questa vicenda. Nel frattempo il Tribunale ha appunto disposto il sequestro di beni e conti correnti per 8,2 milioni di euro. E sui social network, nelle recensioni al profilo del consorzio accusato, prima i dubbi, poi la rabbia dei clienti. Questo per quanto riguarda i furbetti del superbonus, una misura voluta dal governo Conte 2 per rinnovare il patrimonio immobiliare italiano esistente, che però ha visto nella sua applicazione diversi problemi, come ad esempio le numerosissime truffe, non solo in Veneto naturalmente, ma essendo la nostra regione quella che vede il maggior numero di interventi finanziati con il superbonus, naturalmente è anche la più esposta a questo tipo di rischi e di problemi. Ma noi voltiamo pagina e parliamo di politica. La politica regionale, una polemica interna alla Lega che riguarda il contributo di 5.000 euro chiesto ai consiglieri regionali per la campagna elettorale delle elezioni politiche. Leggiamo la notizia sul giornale di Vicenza di oggi: obolo elettorale in Lega, ma i regionali protestano. Telefonata da Via Bellerio, la sede nazionale appunto della Lega, i consiglieri regionali versino 5.000 euro. Le chat diventano subito bollenti, non siamo dei bancomat, dicono i consiglieri regionali. Il coordinatore regionale della Lega del Veneto, Alberto Stefani, si difende e dice: si fa così pure altrove. I numeri: 1.200 euro al mese l'ammontare del contributo volontario che i consiglieri regionali della Lega versano alle casse del partito del Veneto ogni mese, a fronte di una indennità che viaggia dagli 8.000 euro in su. Alle elezioni del 2020 a chi era arrivato a fine mandato è stato chiesto un contributo da 10.000 euro, mentre 3.000 euro al mese sono i soldi che ogni mese i parlamentari veneti della Lega versano alle casse del federale, quindi della Lega nazionale, a fronte dello stipendio di senatore o deputato che parte da 13.000 euro mensili. L'ex segretario della Lega del Veneto, Tony Darè, chiese loro anche un contributo al Partito Veneto pari a 1.000 euro al mese. Questo per avere il quadro. Ora vengono chiesti appunto ai consiglieri regionali della Lega altri 5.000 euro per il partito per finanziare la campagna elettorale. Sul Gazzettino vediamo la posizione di Villanova, capogruppo in consiglio regionale della lista Zaia, quindi naturalmente del secondo
gruppo della Lega in regione, che poi è il primo per numero di consiglieri eletti. Vogliamo spiegazioni, dice Villanova. Stefani gli risponde: è sempre successo, ma ribatte sempre Villanova, molto vicino a Zaia, dice no, non è vero, non è mai successa una cosa del genere. Alberto Stefani, il commissario veneto, dice è giusto che figure istituzionali possano fare libere donazioni per sostenere il partito, difende quindi la linea del Partito Nazionale, della Lega Nazionale. Boron, consigliere regionale padovano della Lega, invece dice i candidati alle politiche non fanno campagna elettorale e io dovrei pagargliela. Insomma, c'è un dubbio e c'è una polemica soprattutto interna alla Lega del Veneto. La notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi: Lega una patrimoniale ai consiglieri regionali e in Veneto è rivolta verso il voto, scontro nel Carroccio. Via Bellerio comunica con una telefonata la richiesta di donazione volontaria, dovete pagare 5.000 euro a testa per la campagna elettorale delle politiche. C'è la dichiarazione di Fabrizio Boron, appunto consigliere regionale della lista Zaia Presidente, eletto nella provincia di Padova. Mi sembra una richiesta presuntuosa e arrogante, non so di chi sia, ma di solito le idee le partoriscono sempre i geni. Alberto Villanova, capogruppo appunto della lista Zaia in regione: mi aspetto che arrivi una spiegazione dalla segreteria regionale, vorrei le motivazioni, avrei qualcosa da dire. Stefano Valdegamberi, consigliere regionale della Lega, eletto invece nella provincia di Verona: prima voglio capire di cosa si tratta, poi deciderò come comportarmi, non mi è arrivato ancora nulla. E ancora le dichiarazioni del coordinatore veneto Stefani, che dice siamo territoriali, da noi funziona così, è sempre stato così, è giusto che le figure istituzionali possano liberamente contribuire al proprio partito. Questo per le polemiche interne alla Lega relative ai contributi chiesti ai consiglieri regionali per finanziare le elezioni, la campagna elettorale delle politiche. 5.000 euro una tantum chiesti appunto ai consiglieri regionali in aggiunta al contributo mensile che già versano alle casse del partito. C'è una piccola notizia di politica, una flash ancora dal Veneto: centro-sinistra, articolo 1 diviso. In Veneto una frangia cerca l'accordo con il Movimento 5 Stelle. Il partito del centro-sinistra, articolo 1, leggiamo sul Gazzettino, nato per sostenere centralità del lavoro, uguaglianza e salvaguardia dell'ambiente, si spacca. Uno strappo che ha portato una frangia del gruppo, tra gli oltre 250 firmatari dell'appello anche Roberto D'Agostino, già assessore nel comune di Venezia, a voler costruire un partito del lavoro socialista, ecologista e femminista. A far storcere il naso la decisione del Partito Democratico di escludere dall'alleanza politico-elettorale e dal fronte progressista il Movimento 5 Stelle, senza considerare la scelta della direzione nazionale di articolo 1 di partecipare alla lista elettorale del PD. Una mossa definita sbagliata, e quanto si legge nella nota, che muove nella direzione opposta alla missione stessa di articolo 1, con il rischio di un'omologazione culturale e politica che cancella e mortifica un'esperienza e un patrimonio importante. Se da un lato il PD può rappresentare l'alleato principale di una coalizione di centrosinistra, dall'altro non può essere il soggetto politico in grado di rimettere al centro le priorità del paese e delle fasce sociali che vogliamo rappresentare. Scrivono i 250 firmatari dell'appello: dalla costruzione di un mondo pacifico, cooperante e disarmato, alla transizione ecologica, alla salvaguardia dell'ambiente, dal rinvigorimento della democrazia e della popolazione alla vita politica nazionale, alla centralità del lavoro e della questione sociale. Questi i punti cardine del nuovo gruppo, con l'impegno dei suoi militanti, pronto a contribuire in vista della prossima tornata elettorale del 25 settembre a sconfiggere la destra. Tra gli esponenti di spicco anche alcuni membri della direzione articolo 1: Pippo Zappulla, già parlamentare, Gianni Battaglia e Marco Pezzoni. Questo per quanto riguarda il Partito del Lavoro annunciato da una frangia di articolo 1 del Veneto. Una notizia flash da Venezia, la leggiamo sul Corriere del Veneto, parliamo di Mose. Al commissario spettano 5 milioni di euro, emendamento urgente per tagliare i compensi che secondo il Ministero sono troppi. Miani, però il commissario appunto, ribatte: da 2 anni sto lavorando gratis. Non sono stato io, dice, a stabilire il compenso, Massimo Miani, ma una norma dello Stato che è cambiata dopo 2 anni.
Massimo Miani, commercialista, è stato nominato il 19 novembre 2020 commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova, il consorzio appunto che è incaricato della realizzazione del Mose. Da allora però non ha percepito alcun compenso, quindi dal novembre 2020, in attesa che fosse stabilito dai decreti ministeriali. La cifra però non è mai stata stabilita nero su bianco, ora lui l'ha calcolata a norma di legge. Insomma, dopo 2 anni chiede di essere pagato, fa 2 conti, 5 milioni di euro per l'intera durata del suo mandato, che terminerà nel 2025, anche se non è certo visto la storia travagliata dell'opera, ma la somma ha fatto sobbalzare il Ministero delle Infrastrutture, che ha aperto un braccio di ferro che ora arriva perfino in Parlamento con l'approvazione di un emendamento ad personam all'ultimo decreto infrastrutture per rivedere appunto questi compensi. La guerra nasce dai continui rinvii di decreto in decreto sulla cifra da stabilire. Torniamo adesso sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi invece per parlare di fine vita, la scelta del fine vita in Svizzera per il suicidio assistito, la scelta di una 69enne veneziana malata terminale di tumore è insieme a Marco Cappato. Nelle prossime ore sarà sottoposta alle visite di Spinea, 69 anni, è malata terminale di cancro ai polmoni, il tumore si trova a uno stato avanzato e con metastasi. Posso prendere una strada più lunga verso l'inferno e un'altra più breve verso la Svizzera, ho scelto la seconda, dice la signora 69enne di Spinea, diretta in una clinica in Svizzera appunto dove viene accompagnata da Marco Cappato, dopo che come DJ Fabo ha deciso anche lei di rivolgersi all'associazione Luca Coscioni per chiedere appunto aiuto. Marco Cappato l'ha accompagnata in Svizzera andando incontro a una nuova disobbedienza civile per la quale rischia fino a 12 anni di carcere, dato che il caso della signora di Spinea non rispetta uno dei 4 requisiti richiesti dalla Corte Costituzionale per accedere al suicidio assistito. La donna infatti non dipende da dispositivi di trattamento di sostegno vitale e non assume farmaci se non antibiotici e antidolorifici, ma andando in Svizzera potrà ottenere quello che deve essere un suo diritto, sarà libera di scegliere fino alla fine, ha spiegato Cappato dopo aver accompagnato la donna alla clinica dove potrà decidere della sua vita. L'ultima notizia di oggi è invece una flash di economia, una statistica flash sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi. La regione in una delle sue statistiche flash annuncia che per il PIL del Veneto è attesa una crescita del 3,4% nel 2022. Per i consumi delle famiglie e per gli investimenti fissi lordi è prevista una crescita rispettivamente del 3,4% e del 10%. Quindi per l'economia del Veneto un 2022 dal segno più. Grazie per aver ascoltato Sveglia Veneto, questa era l'ultima notizia di oggi, io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata e torniamo a sentirci come sempre domani mattina.